anche chi scrive, chi vi parla, amaramente, oggi, versò il suo intrepido sangue per la patria fascista. Durante l'inutile e orrenda seconda guerra mondiale, la mia intrepida gamba destra fu trapassata da una eroica pallottola cosacca, là, in terra di Russia, nella steppa fra il Donetsk e il Don. Mi capitò, insomma, ciò che era già capitato a mio nonno, volanima, chiamato Gamba di Legno, mio nonno, il padre di mia madre. Gamba di Legno perché perdé, perché la sua gamba destra gli fu amputata, la gamba destra che aveva perduto nella battaglia di Custozza, terza guerra di indipendenza. Poi c'era anche una memoria familiare sulla guerra, perché il nonno aveva fatto la guerra, era tornato mutilato, ha la stessa gamba, però quell'altra amputata, lui per fortuna no, e da lì tu, se sei una persona sensibile, anche se non sei un poeta, maturi nel tuo animo una avversione ineliminabile per l'insensatezza della guerra. Ma poi sai, uno che arrivava in guerra da giovanissimo laureato in lettere classiche, quindi cultore di letteratura e di storia, sapeva benissimo cosa era successo nella prima guerra mondiale, e poi vedere replicato con i suoi occhi quello che era successo e che Lussu aveva poi raccontato in Un anno sull'altipiano. Guarda che 13.602 morti, senza contare quelli che erano tornati fuori di testa, i mutilati, i ciechi, su una popolazione complessiva della Sardegna di 800.000 abitanti, vuol dire un genocidio, cioè una generazione distrutta completamente. Voglio dire, insomma, che io e mio nonno, ambedue di nazionalità sarda, abbiamo fatto le guerre italiotte. Dalle ali sarde si intende, dalle ali sarde. Eroi buoni in tempo di guerra, banditi e cattivi in tempo di pace. In guerra nelle patrie trincee e in pace nelle patrie galere.